Bilancio di questo 2016 si dice anno bisesto, anno funesto. Lei conferma? Per la provincia sicuramente non è stato un buon anno, visto tutto il susseguirsi di deleghe che sono state sottratte e poi accentrate alla regione sostanzialmente, perché, mentre siamo ancora in attesa che queste funzioni vengano ridistribuite alle unioni territoriali, semmai partiranno. Questa situazione sicuramente è una sconfitta per quanto riguarda l'autonomismo, perché è proprio l'antitesi di quanto noi andiamo predicando, che è quello di svestire la regione delle funzioni amministrative per ridistribuire sul territorio. La Presidente Serracchiani ha fatto l'esatto contrario, togliendo la capacità amministrativa agli enti locali e accentrandola sull'ente regionale, che quindi sta diventando un mostro burocratico sempre più grosso. Di buono c'è stato che questo referendum del 4 dicembre 2016 ha bloccato questa idea generale che stava imperando come una moda in Italia. Credo che anche chi è in regione dovrà prenderne atto. E poi c'è questo sussulto d'orgoglio da parte dei comitati friulani che abbiamo visto con la proposizione dei quesiti referendari che sono stati bocciati a luglio, ma ripresentati a quanto sembra in questo mese di dicembre, e che prospettano per il 2017 una buona battaglia di rivendicazione di autonomia territoriale. Senta, una buona battaglia di autonomia, rivendicare insomma le radici del territorio per ripartire, no? Sull'autonomia in maniera nuova e trasparente. Sì, soprattutto non declinarla solo verbalmente, ma metterla in atto su tante questioni dove invece di rinunciare e lasciare Roma a decidere per noi, sarebbe ora che a iniziare dai cittadini prendessimo coscienza che qui abbiamo una specificità territoriale, abbiamo le capacità per poterlo fare, bisogna che impariamo a battere i pugni sul tavolo per ottenere risultati e decidere noi quello che vogliamo per la nostra terra. Senta, però se ne sono battuti tanti, no, di pugni sui tavoli. Ma pochi, perché nei tavoli di potere io ho visto tanti inchini e pochi pugni battuti. Della serie molto spesso la gente grida al lupo e poi quando serve si defila, no? Probabilmente perché in cambio di qualche promozione a Roma qui si preferisce ingoiare, inchinarsi per favorire qualcun altro. Il famoso rospo che va di traverso. Sì. Senta, 2017 cosa si aspetta oltre a quello che ha detto adesso? Si aspetta qualcosa di positivo, qualcosa di... Ma io mi aspetto e sto lavorando perché dalla grammatica si passi alla pratica. È ora, secondo me, di mettere in piedi un movimento concreto che poi abbia la capacità e soprattutto personalità e amministratori credibili da spendere nelle elezioni regionali del 2018. Bene, grazie a Federico Simeoni per la sua partecipazione. Adesso partono delle